Quella, cuciniamo insieme ad Andrea. Il solito petto di pollo ai ferri, mi resta asciutto, mi resta in gola. Vuoi sapere perché? E allora? Amunini in cucina. Prima cosa che non dovete fare è comprare le fettine di pollo già pronte al supermercato perché troppo sottili, costose e vi revengono suole di scarpe. Quindi prendete un petto di pollo intero, togliete lo sterno, la cartilagine inferiore e seguite la linea centrale. Apritelo delicatamente con la punta del coltello. Ne ricaverete in questo modo due metà. Queste due metà, una la mettiamo da parte e l'altra invece cominciamo con la punta del coltello in maniera delicata a ricavarne una piccola tasca. Quindi con la mano sinistra ne prendiamo un'estremità e con la mano destra e la punta del coltello cominciamo ad allargare. Non dovete forare il petto, altrimenti rovinate tutto. Una volta arrivati a questo punto, piccolo batticarne, 2-3 battute, non di più. Questo è lo spessore che dovete ottenere. Questo spessore ci consentirà di mantenere tutti i succhi al suo interno e una crosta esterna meravigliosa. Una volta che avete visto come si prepara il pollo, quindi avete visto proprio semplicissimo, semplice, ho deciso di fare un errore tecnico, perché tutti i miei colleghi chef diventano pazzi, usare uno dei tanti ingredienti in tutti i piatti di un menù. Non so se sono stato chiaro nell'espressione. Comunque, farò un piccolo contorno. Siccome sono a dieta e abbiamo bisogno di ingerire meno calorie possibile, ma non dobbiamo privare il nostro palato del piacere di mangiare, farò un cavolo verza crudo. Che significa crudo? Significa esattamente che vado a levare la parte interna, che è molto coriacea, in questo modo così. Lo apro a metà e poi con la parte posteriore del coltello, una piccola pressione e si toglie. E l'abbiamo tolta. Quest'altra parte che resta la taglio molto sottile, proprio a un po' più spesso di un capello. Questo è lo spessore. Li ho tagliati piccoli, una bowl, e trasferiamoli all'interno di una trattati. Andiamo a privare della loro scorzetta. Mi raccomando, la pappa bianca deve restare attaccata al limone, perché poi quando andremo a usare le buccette, perché le userò, rendeva il risultato finale molto amaro. Limone lo tagliamo e con, eccolo qua, il resto andremo a spremerlo in questo modo. In questo modo, dica, spremere limone a tutte brave, siamo in bene età. Prendo il nostro cavolo cappuccio e lo inserisco all'interno. Ok, poi una generosa grattata macinata di pepe nero, un po' di sale, olio extravergine d'oliva e chi mano belle pulite andiamo ad amalgamare. È un contorno di una semplicità disarmante, come tutta la ricetta alla fine, ma è da risultati veramente eccellenti e di una bontà infinita. Già è buono così. Pensa fra un'oretta, perché dobbiamo farlo stare così a marinare un'ora in frigorifero. Nel frattempo che il nostro cavolo cappuccio sta a marinare, io prima me lo lavo di mano e poi continuo la ricetta. Un benvenuto, restate qua. Ed eccomi qua, mi sono lavato le mani e continuo a spremere limoni. Qua è l'errore tecnico, io uso il limone in 2 preparazioni su 2 di un menù, ma mi stai tuttendo perché tu mi a dieta, quindi devo tirare qui. Quindi, le zeste le abbiamo messe da parte, il limone continua a spremere, filtriamo sempre il succo e lo mettiamo in una bowl. Diamo le scorzette prima a striscioline e poi a cubettini piccoli. La buccetta troppo grossa magari a qualcuno potrebbe dare fastidio, quindi nel dubbio andiamo sul piccolino, cioè un po' più combattuto, più trafecato, però poi alla fine il risultato è questo. E tenemi lato, ritorniamo alla nostra bowl. Tutti i limoni inseriti in questa bowl inserisco in ordine, ma anche non in ordine, mi stiamo fottendo. Vai, sagacci, un mettete pochissimo miele, proprio poco, un pochissimissima fecola di patate, giusto per poi addensare la salsa, e le scorzette di limone tagliate e inseriamo su per sciogliere bene la fecola, fondamentalmente. Dopodiché lo trasferiremo nel fuoco e lo faremo addensare, quindi anche questa fase è di una semplicità pazzesca e otterremo una salsa al limone fantastica. In fuoco dolce mettiamo il tegamino con la nostra salsa al limone, facciamo addensare, aggiustiamo di sale e pepe, padella sul fuoco all'interno della padella e aspettiamo che sali di temperatura. La nostra fettona, 1 minuto e mezzo, massimo 2 minuti per lato. Se poi vi piace un colore bello bruno
quindi una crosticina importante. Uno dei sistemi, un trucchetto è quello di strofinare il pollo all'interno della padella e comincia ad assorbire tutti i suoi piccoli umori che ha lasciato e vengono poi caramellati o caramellizzati dall'alta temperatura. Vedete? Passato il minuto e mezzo lo si gira in questo modo. Trascorso il tempo, prendiamo il nostro petto di pollo, lo trasferiamo in un piatto e mentre è ancora caldo lo copriamo con pellicola. Un paio di minuti. In questo modo. Vedete il vapore che si forma? Continuerà a reidratare il pollo, lo renderà più morbido e più succoso. Passati i 2 minuti andiamo a prendere la nostra fettina, e poi non so se riuscite a vederlo, guardate quanto è bagnata. Guardate quello che ha rilasciato sotto. Guardate qua, che meraviglia, che succulenta. Manco pare un petto di pollo. E lo andiamo, io lo scaloppo un pochettino e dagli una forma decente, ma voi potete fare ciò che volete. Quanto è umido, entra come se fosse burro. Andiamo al taglio, guardate qua che succhi che escono dal cuore di questo petto di pollo. Già è pronto da mangiare così. Io ovviamente lo arricchirò con altre cose, iniziando da cavolo cappuccio che abbiamo marinato in questa salsa al limone. Ma ditemi la verità, ma non vi viene voglia di azzannare il vostro telefonino o monitor di PC, insomma quello che state usando per guardare questa video ricetta? A me personalmente sì. Eppure è un piatto di una semplicità disarmante, ma da un gusto veramente importante e soprattutto è un piatto salutare. Ma passiamo adesso all'assaggio. E secondo voi, dopo averlo assaggiato, cosa posso aver esclamato se non un sontuoso "Bella madre"?